Secondo torneo Real Basket presso il Pala Nicosia con diverse scuole che vi partecipano. Sì, parteciperanno gli istituti comprensivi di Agrigento e in più l'istituto comprensivo di Porto Empedocle Luigi Pirandello. Questa è la seconda edizione e ci teniamo perché praticamente vogliamo ricalcare quelli che erano i giochi della gioventù famosi degli anni 70 e 80. Questo ogni anno cerchiamo di allargarlo, l'anno scorso siamo partiti con 4 città, quest'anno 5, all'ultimo momento purtroppo è venuto a mancare per problemi organizzativi la Quasimodo, ma ripeto, ci ripromettiamo di allargare sempre più anche ad altri istituti della provincia di Agrigento. Quando inizieranno gli incontri? Allora, domani ci sarà il turno preliminare, dove ci saranno le eliminatorie, poi mercoledì ci saranno le varie finali. Speriamo che alla premiazione sarà presente il sindaco con gli assessori allo sport e all'istruzione che abbiamo regolarmente invitati. In più mi auguro che ci possa essere anche l'ingegnere Dino Barone come presidente del parco letterario, in quanto noi l'anno scorso abbiamo creato come Real Basket un protocollo d'intesa anche col parco letterario. Cosa vi spinge a fare queste iniziative che sono, ricordiamolo, assolutamente autonome, senza nessun sostegno pubblico? No, assolutamente, non c'è nessun sostegno pubblico né nessun contributo. Che cosa, noi come Real Basket per anni siamo stati la società satellite della Moncada, abbiamo curato tutto il settore del vivaio, dal mini basket fino all'Under 19. Che cosa abbiamo? Abbiamo che tutti i dirigenti del Real Basket, dal presidente Bazan a noi, io, Santo, Portannese, Miceli, Maurizio e Tommaso, siamo dei vecchi sportivi della pallacanestro, abbiamo fatto basket negli anni 60, 70, questa passione ancora ci consente di portare avanti queste iniziative. Ecco, a livello giovanile è seguito il basket? No, no, è molto seguito, devo dire che specialmente a livello di mini basket e di settore giovanile, che quest'anno comunque sta curando interamente la Fortitudo, c'è un grande seguito. In più mi piace dire che quest'anno abbiamo allargato anche al basket femminile, dove stiamo avendo interessanti riscontri di partecipazione.